Chinnici candidata alle regionali nonostante il divorzio con il PD. L'uscente per Conti si ricandida alla Camera, è uscito vincente dalle parlamentari e nella destra in casa Forza Italia la Roccaruvolo e Gallo sottolineano di essere in piena luna di miele. Tra 3 settimane in Sicilia arriva il vaccino bivalente, efficace contro le varianti Omicron. Maxi scazzottata tra parenti di Agrigento, il bilancio di 5 feriti e 5 denunciati. Furto in abitazione a Canicattì, usata la chiave bulgara. In programma a Grotte sabato prossimo il premio letterario dedicato a Leonardo Sciascia. Gaspar Agnello riceverà il premio speciale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Chinnici scioglie la riserva, sarà candidata alle regionali nonostante il voltafaccia del Movimento 5 Stelle. A quasi 24 ore dal divorzio coi grillini, l'ex magistrata conferma la sua disponibilità a correre per la regione. Fava dice noi al suo fianco. Giuseppe Lupo rinuncia alla corsa all'Ars. Vediamo. 24 ore dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle, Caterina Chinnici accetta la candidatura alla presidenza della regione, sostenuta da quel che resta della coalizione progressista. Fino all'ultimo corteggiata dai vertici del partito, dal segretario Enrico Letta al vice Giuseppe Provenzano, che l'hanno convinta. Ieri sera la direzione regionale si è riunita tra i veleni e ha approvato un documento per chiederle di andare avanti. Ringrazio il Partito Democratico per la nuova proposta di candidatura e per le manifestazioni di sostegno e fiducia che mi sono state rivolte sia dalla direzione regionale che dai vertici nazionali, fa sapere la Chinnici con una nota. L'uscita del Movimento 5 Stelle dal campo progressista ha stravolto lo scenario, azzerando di fatto lo schema delineato con le primarie di coalizione, ma questo non preclude, prosegue, l'apertura di un nuovo corso. Non volterò le spalle agli elettori, quelli che hanno votato alle primarie e anche i tantissimi altri che sono pronti a sostenermi, riponendo, di questo sono certa, precise aspettative nella mia storia, dandomi una consegna di responsabilità della quale nel mio ruolo guida intendo essere garante. La risposta arriva dopo un'attesa che gli alleati giudicavano estenuante, mentre si rincorrevano le voci di un ritiro. Metto nuovamente a disposizione il mio amore per la Sicilia, dice, il mio impegno, nella consapevolezza che il percorso prospettato è ora più difficile. E ancora prosegue l'eurodeputata. A maggior ragione per questo mi aspetto che con la giusta unità di intenti si creino in tutti i sensi, anche sul piano delle alleanze, presupposti per lavorare in totale armonia al progetto di rinnovamento che abbiamo in mente per la Sicilia. Subito arriva il via libera della sinistra. Claudio Fava, il Movimento 100 Passi, dice l'ex presidente dell'antimafia che aveva fatto sapere di essere disponibile a correre per conto proprio, hanno una parola sola. Saremo in campo con la nostra lista a fianco del PD nella coalizione progressista per sostenere la candidata alla presidenza Chinnici. Ogni altra valutazione, conclude, la rinviamo al 26 settembre. Intanto Giuseppe Lupo, che Chinnici non voleva in corsa perché sotto processo, ha rinunciato alla candidatura. Sosterrò le liste del PD alle prossime elezioni regionali e nazionali e Caterina Chinnici per la presidenza della regione siciliana, anche se ho deciso di non ricandidarmi all'Ars per non alimentare una strumentale polemica che danneggerebbe il Partito Democratico. Fin dall'inizio ho precisato che non pretendevo di candidarmi, pur essendo nella condizione di poterlo fare nel rispetto delle leggi e delle regole del PD. Avevo offerto, prosegue Lupo, la mia disponibilità, come d'altronde ho sempre fatto anche in occasione delle recenti elezioni amministrative a Palermo, quando anche su richiesta del Partito Nazionale mi sono candidato al Consiglio Comunale, contribuendo con la mia elezione all'affermazione del PD. Risultato primo partito in città. E ringrazio tutti coloro che anche in questi giorni mi hanno incoraggiato manifestandomi il loro affetto e la loro stima, dice Lupo, capogruppo del PD all'Assemblea regionale siciliana. Ed adesso uno sguardo agli ultimi movimenti della destra con il nostro direttore Arturo Campella. Del centrodestra arriva la partecipazione da parte della parlamentare onorevole Margherita La Roccaruvolo, che afferma come la mia candidatura alla Camera condivisa con l'onorevole Gallo e tra di noi esiste una grande collaborazione.
La mia candidatura, continua l'onorevole Margherita La Rocca Ruvola, alle politiche come capolista di Forza Italia alla Camera nel collegio plurinominale di Caltanissetta, Agrigento e Trapani, nasce nell'ambito di un percorso comune intrapreso in questi anni insieme all'amico e collega Riccardo Gallo, con il quale condivideremo con spirito collaborativo anche la sfida che si vedrà impegnati per le regionali. A lui va il mio più sincero ringraziamento per la stima e la fiducia manifestata nei miei confronti, proponendo la mia candidatura. È per noi un onore, continua l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, poter contribuire alla crescita di Forza Italia nell'Agrigentino in Sicilia. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare un partito moderato, unito, forte, pronto ad ascoltare le istanze dei territori, della società civile, capace di dare risposte concrete alle famiglie. E intanto a Favara il gruppo politico, già lista civica Azzurri per Favara, aderisce a Forza Italia. Il gruppo, che è composto tra gli altri dal consigliere comunale Antonio Cipolla, ex presidente del Consiglio Comunale di Favara, Stefano Nobile, Gerlando Stuto e Calogero Cusumano, affermano come intendiamo impermarci costantemente aderendo a Forza Italia per dare ai cittadini favaresi un aiuto concreto alle urgenze impellenti da risolvere nel nostro comune, soprattutto per lo snellimento della burocrazia a favore di investimenti e crescita occupazionale. Forza Italia, continua il comunicato, è l'unico partito di centrodestra che propone misure necessarie alla crescita del nostro Paese. Intanto l'onorevole Matteo Mangiacavallo ufficializza la sua adesione al partito della Meloni. Si tratta del completamento di un percorso, afferma il parlamentare uscente, in linea con le scelte politiche che ho fatto nel corso degli ultimi anni. Durante la prima legislatura col centrodestra avevamo già condiviso per 5 anni il ruolo di opposizione al governo Crocetta, poi con Musumeci presidente, sempre in Assemblea regionale siciliana, ci siamo trovati a collaborare nel portare avanti le stesse istanze per il territorio e infine in occasione delle ultime amministrative a Sciacca, Fratelli d'Italia è stata tra i principali sostenitori della mia candidatura a sindaco. Intanto Ignazio Cutrò, candidato alla Camera col partito di Mastella con la lista Noi di Centro Italia Europeisti, afferma: aiutatemi a portare a Montecitorio le istanze di legalità dei siciliani. Ho deciso di candidarmi, afferma Ignazio Cutrò, per portare in Parlamento tutte quelle istanze di impegno sociale che ci ha visto protagonista in questi decenni con l'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia e per le quali mi sono battuto sempre in prima linea, mettendoci il cuore e la faccia a sostegno di tutti coloro che con coraggio civile hanno denunciato e testimoniato contro le mafie. Movimento 5 Stelle parlamentari è l'esito delle consultazioni online per stabilire le liste alle prossime elezioni politiche. Vedono ricandidato alla Camera nel partito di Conte l'uscente Filippo Perconti, originario di Bivona, che ascoltiamo al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. Onorevole Perconti di 5 Stelle, un bilancio positivo la sua permanenza alla Camera durante questo periodo. Ecco, lei si è particolarmente distinto nella Commissione Attività Produttiva, insomma come si guarda anche al futuro con una retrospezione al passato? Sì, sicuramente un bilancio molto positivo, anche perché il Movimento 5 Stelle ha dato sempre prova di concretizzare quello che è stato scritto nei programmi. Per il futuro abbiamo in programma numerosi obiettivi, 2 su tutti: l'abolizione dell'IRAP, l'imposta regionale per le attività produttive e il cashback fiscale. Quindi c'è tanta attenzione verso il mondo imprenditoriale. Ecco, lei ha avuto particolarmente interesse anche per la nostra provincia, non solo per la Sicilia, in particolare per la nostra Agrigento e provincia. Assolutamente, io sono originario di Bivona, quindi mi sono occupato molto di aree interne. Abbiamo chiesto di allargare ed ampliare lo spazio delle aree della SNAI e negli ultimi tempi sono state ricomprese anche l'area del Corleonese e l'area del Vallone dei Montesicani. Sono dei fondi, per farla breve, che si concretizzano in sanità, turismo e scuola. E poi ovviamente mi sono occupato di tutto quello che è il problema infrastrutturale agrigentino. Grazie alla collaborazione con il prima viceministro, poi sottosegretario Giancarlo Cancelleri, abbiamo praticamente riaperto tutti i cantieri che c'erano nella provincia.
Ecco, attraverso il voto dei computer le parlamentari hanno deciso che lei sarà collocato nuovamente per questo suo continuo lavoro a Roma. In che collegi in particolare? Sì, diciamo che noi siamo l'unico partito che vota al suo interno per decidere l'ordine nelle liste bloccate elettorali. Io sono arrivato sono secondo al collegio plurinominale della provincia di Agrigento, Trapani e Caltanissetta, e poi il mio partito mi ha chiesto di candidarmi al collegio uninominale della provincia di Agrigento, quindi sarò in giro per fare campagna elettorale nei prossimi giorni su tutto il territorio agrigentino. A breve ci sarà anche la venuta di Conte qui ad Agrigento, abbiamo avuto già le prime notizie per, diciamo, chi ha modo di poterlo vedere e ascoltare anche il vostro programma. Assolutamente, aspettiamo confermento Giuseppe Conte qui ad Agrigento e non solo. Schianto mortale sulla strada statale 113 in territorio di Cefalù. Un uomo di 70 anni, Salvatore Gianbelluca, è deceduto in seguito al terribile impatto tra Finale di Polline e spiaggia di Torre Conca, avvenuto con un'altra auto. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe avvenuto l'impatto con un Alfa Giulietta. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, la polizia municipale e il 118 che hanno soccorso i passeggeri. Le persone a bordo dell'Alfa sono rimaste ferite durante lo scontro e trasportate in ospedale. Inutili i soccorsi per l'uomo alla guida della vecchia Panda, invece lui è morto sul colpo. Covid in Sicilia, 300.000 nuove dosi di vaccino efficace contro le varianti Omicron. Vediamo. La consegna è prevista tra il 7 e il 14 settembre. Il target per le somministrazioni non è ancora definito, ma dovrebbe essere dedicato a over 50 e soggetti fragili. Entro 3 settimane arriveranno in Sicilia le prime 307.800 dosi di vaccino Pfizer aggiornato e adattato alla variante originaria di Omicron. Lo ha comunicato il Ministro della Salute per consentire alla Regione di organizzare la campagna in tutti i punti vaccinali delle ASP e delle farmacie. Con la fine per molti delle ferie si torna dunque a parlare di vaccini anti-Covid. L'autunno si avvicina e si rinnova l'invito ad anziani e fragili a sottoporsi alla quarta dose, anche in vista di ulteriori ondate. L'EMA, l'Agenzia del Farmaco Europea, ha approvato il vaccino per le dosi di richiamo destinate agli adulti dopo che il risultato conforme agli standard di sicurezza, qualità ed efficacia. Il nuovo siero contiene non solo il vaccino tradizionale, ma anche quello capace di contrastare Omicron. Si tratta di un vaccino bivalente. La Sicilia è al quinto posto per contagi. Dopo una fase di discesa iniziata nel luglio scorso, l'indice di contagio RT riprende a salire in circa 10 giorni ed è aumentato a valori che vanno dallo 0,7 allo 0,9. Non credo che nei prossimi mesi occorreranno misure come quelle che furono introdotte negli anni scorsi, ma solo le normali accortezze che tutti abbiamo imparato a usare. Lo ha affermato il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, precisando che ritenere del tutto anacronistico rivendicare l'opposizione al lockdown o al Green Pass. Quelle erano misure che avevano un senso in un preciso momento nel quale vi era un'ampia circolazione del virus e la popolazione non era ancora vaccinata o lo era in misura insufficiente. E di 5 feriti e altrettanti denunciati il bilancio di una maxi rissa avvenuta tra parenti, uomini e donne, avvenuta in un'abitazione di Viale Emporium tra San Leone e Villaggio Peruzzo ad Agrigento. Tutti, dopo essersi insultati e malmenati, sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche del caso e con una prognosi di pochi giorni per le lievi ferite. Al centro del contendere ci sarebbe stata la gestione di un'anziana parente portata in una casa di riposo durante il Ferragosto, una decisione che non sarebbe piaciuta a qualcuno e che avrebbe innescato dunque la miccia. Prima parole, poi spintoni, schiaffi e pugni tra uomini e donne, fino all'intervento degli agenti della sezione volanti della questura che hanno riportato la calma, identificato i partecipanti e denunciati tutti per concorso in rissa.
È di 2.300 euro in contanti e vari pezzi di argenteria, oro e orologi per un ammontare di oltre 10.000 euro. Il bottino portato via da ignoti malviventi entrati in azione in un appartamento in via Giudice Saetta a Canicattì. Il furto è avvenuto negli scorsi giorni, nelle ore notturne, quando peraltro i proprietari di casa si trovavano fuori per una breve vacanza. Una volta dentro, i ladri, forse riusciti ad intrufolarsi utilizzando una chiave bulgara, hanno rovistato ovunque fino a trovare i soldi in contanti. Poi hanno portato via l'oro di famiglia, l'argenteria, alcuni orologi di marca. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale compagnia. Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, al termine di un'attività investigativa lampo, hanno denunciato al Tribunale dei minori un 17enne ospite di una comunità per ragazzi in difficoltà per il furto avvenuto all'interno di un'azienda di abbigliamento e biancheria in contrada Albanazzi. Il giovane è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza della ditta, che lo ha ripreso dopo aver rotto una finestra, entrare e portare via la merce. Parte della refurtiva è stata peraltro ritrovata nella comunità che ospita il minore. Un passaggio dalla reset alla RAP che non è mai avvenuto, e così per 94 lavoratori gli anni passano ma la loro situazione contrattuale non cambia. Nuova protesta davanti Palazzo delle Aquile a Palermo. Vediamo. Noi vogliamo passare alla RAP, è un diritto nostro aiutare questa città che veramente ha dei bisogni, perché noi giornalmente vediamo nei nostri quartieri, almeno io, dalle mie parti, in via Villa Grazia, la sporcizia. La protesta nasce da una situazione che ci portiamo indietro almeno dal 2016, cioè il passaggio di lavoratori, il passaggio orizzontale dei lavoratori da reset a RAP. Sono state chieste tutte le carte per definire la possibilità di questo passaggio, sono state date le risposte tutte positive e favorevoli a questo passaggio. E gli ultimi due presidenti testardamente si sono trincerati dentro un no comment e non hanno voluto assolutamente che questo passaggio avvenisse. Noi siamo venuti qui, abbiamo parlato con l'assessore Mineo, il quale si è dimostrato disponibilissimo e che nei prossimi giorni contatterà il presidente di RAP per capire per quale motivo il presidente Caruso non vuole che questo passaggio avvenga. Noi non ci fermiamo più, tra l'altro abbiamo iniziato anche una causa nei confronti di RAP e del comune di Palermo, perché questi lavoratori, molti di questi hanno rinunciato a poter lavorare, andare via da Palermo, migliorare la propria condizione economica e lavorativa, e hanno rinunciato in attesa di questo passaggio a RAP. La mia rabbia è una sola, siccome la rabbia alla RAP, che ha di bisogno molto personale, e noi precari, sempre la stessa azienda capitalizzata del comune di Palermo, con sussidi, perché noi prendiamo sussidi, siamo dei precari. Oggi che la RAP ha di bisogno, perché interpella operai della Reset per fare i straordinari quando noi abbiamo bisogno dello stipendio che non ce l'abbiamo? Noi ci vogliamo andare, prendi i 94 che andiamo a lavorare. Non lo capisco io questa cosa. Siamo buoni quando c'è di fare il straordinario, siamo vecchi quando si deve fare il passaggio. Ma io questa cosa non lo... Ma che politica è questa? Boh! La Sicilia spedisce i rifiuti in Olanda. Si tratta di 10.000 tonnellate per scongiurare una nuova emergenza, e ciò a seguito dei disagi insorti a causa della riduzione dei conferimenti nella discarica di Lentini gestita dalla Sicula Trasporti. Il direttore generale del Dipartimento Rifiuti, Calogero Foti, ha firmato il decreto dirigenziale con cui autorizza la società a trasportare i rifiuti a Farsmum, nei Paesi Bassi. La discarica di Lentini, che è utilizzata da 174 comuni delle province di Catania, Siracusa e Messina, potrà quindi sopportare un minore carico di lavoro. Nei giorni scorsi l'azienda ha comunicato di poter ricevere nel proprio impianto poco più della metà dell'indifferenziato, con una capienza ridotta da 1.200 a 700 tonnellate al giorno, a rischio della raccolta della spazzatura.
40ª edizione del premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia. La cerimonia è in programma a Grotte sabato prossimo 27 agosto alle ore 21. Gaspare Agnello, per il suo lavoro La terrazza della noce, riceverà il premio speciale. Giuseppe Moscato. Sabato 27 il premio Racalmare, uno dei più prestigiosi nel panorama culturale dell'Italia, un riconoscimento speciale per Gaspare Agnello e per il suo lavoro La terrazza della noce. Beh, io alla mia veneranda età ricevere il premio speciale assieme a Piero Melati per il mio libro La terrazza della noce è un grande onore e io veramente sono felicissimo per questo riconoscimento. Del resto il mio libro in 110 pagine, io volevo scrivere del mio rapporto con Leonardo Sciascia, invece è venuto fuori un libro in cui c'è tutto il pensiero di Leonardo Sciascia e uno speccato della letteratura italiana di fine Novecento, perché si parla di Sciascia, di Consolo, di Buonarfalino, di Montalbán, di Matteo Collura e di tantissimi altri scrittori che sono stati protagonisti delle prime edizioni del premio Racalmare. Quindi io credo che sia un premio dovuto, un premio come molti scrittori italiani, molti uomini della cultura italiana mi hanno scritto dicendo che questo è un premio dovuto anche per il mio lavoro che abbiamo fatto nell'emittente Televideo Agrigento per circa 13 anni con la rubrica Un libro per amico e per il mio blog che è diventata una grossa rivista letteraria. Che cos'ha di particolare questa terrazza? Beh, la terrazza della noce, l'ho detto, di particolare c'è questo. In poche pagine, anche chi non conosce Sciascia può conoscere tutto il pensiero sciasciano. E poi c'è una parte della letteratura italiana, io dico ai ragazzi dei licei che si apprestano a fare gli esami di Stato, leggete questo libro perché a scuola non si arriva mai a fare Sciascia, Consolo, Bufalino, non si arriva mai al Novecento, quindi attraverso il libro avrete un'infarinatura di quello che è stato il movimento letterario di fine Novecento. Geraci Siculo ricorda Bartolo Fazio con l'intitolazione dell'aula consiliare. Sindaco per 12 anni, è stato anche senatore per una legislatura. Vediamo. Politico garbato, oggi Geraci Siculo riconosce con questa targa il percorso, l'impegno che papà ha profuso in tanti anni, prima come sindaco, poi come senatore. A nome della famiglia abbiamo apprezzato i diversi interventi, le tante opere fatte, quindi il grande apporto che ha dato a Geraci Siculo sia dall'aspetto politico, urbanistico, ma apprezziamo anche i commenti dove si vedeva o la gente manifestava la capacità inclusiva di papà, di sentire sempre il prossimo, di porgere e volgere sempre lo sguardo, il pensiero a chi non c'è o ad altri componenti magari della sua fazione politica, la capacità di ricercare sempre il dialogo, insomma, e l'unione con l'interlocutore. E quindi oggi, apprezzando l'amministrazione, il sindaco Luigi Iuppa, il presidente del Consiglio e tutta l'amministrazione di Geraci, apprezziamo come famiglia questo riconoscimento, dove tutto ebbe inizio nel 1980. Sì, è un'idea che ci è venuta subito per far rimanere un ricordo indelebile della persona del senatore Fazio, un politico che ha iniziato la sua attività politica appunto a Geraci negli anni '80 e dopo ha proseguito a livello comprensioniale fino ad arrivare ad essere senatore nel 2006. Abbiamo voluto così dedicare l'aula consiliare, che è il punto, la sede dell'istituzione per eccellenza, il Consiglio Comunale, la sede del dibattito politico, a un uomo delle istituzioni. Lo riconosciamo tale, lo riconosce la classe politica attuale, così come lo riconoscono i cittadini, proprio per le caratteristiche sia di persona seria, persona delicata, persona corretta, persona alla ricerca della mediazione
volta a far convergere le diverse anime, i diversi interessi. Una persona attaccata a Gerace, alla comunità, ai suoi abitanti soprattutto, ma anche al comprensorio maronita. Crediamo che questo è un piccolo segno, chiaramente il ricordo delle persone care lo portiamo nel cuore sempre, però è un segno tangibile per ricordare una persona, un tratto, un periodo storico bello della vita amministrativa di Geraci, in modo che chiunque possa anche visitare il Palazzo Municipale, possa leggere questa targa, possa averne il ricordo, averne conoscenza. Alla fine è quello che si tramanda, il ricordo che si tramanda delle persone quando non ci sono più. Il senatore ha avuto la disgrazia di venir meno, diciamo, ancora in giovane età, è il ricordo. Allora crediamo che l'intitolazione dell'Aula consiliare al senatore possa nel tempo mantenere questo tratto del carattere dell'uomo e del politico, che possa essere da esempio soprattutto per le giovani generazioni, in un momento in cui c'è una grande distanza tra rappresentati e rappresentanti, possa, diciamo, contribuire a far crescere nelle giovani generazioni il senso di appartenenza al proprio territorio, il senso di interesse per la cosa pubblica. Tradizione e sport, iniziativa dell'Euroform organizzata al Villaggio Peruzzo ad Agrigento. Vediamo. Si sono conclusi oggi pomeriggio al Villaggio Peruzzo di Agrigento i giochi antichi, i giochi di una volta, organizzati, promossi dalla Scuola dei Mestieri Euroform di Agrigento. Sì, si sono conclusi questi giochi, questa attività ludica con i ragazzi che si sono cimentati con i cosiddetti giochi antichi all'interno di questo evento Vivi Sport. Voglio ringraziare il sindaco, il dottore Franco Miccichè e l'assessore Costantino Ciulla per averci dato questa grande opportunità. E ringrazio anche il presidente dell'Associazione Mediterraneo Giuseppe Navarro per la sua preziosissima collaborazione. Belli e coinvolgenti anche i giochi promossi dalla Scuola dei Mestieri Euroform di Agrigento, i giochi antichi, i giochi di una volta. Sì, la scuola di formazione Euroform dà un grosso contributo a questa manifestazione perché cura quello che è l'aspetto ricreativo, preparatorio all'inizio delle partite con i bambini che in estate devono anche divertirsi, stare assieme, giocare, con l'organizzazione di quelli che sono i giochi antichi tradizionali che noi una volta facevamo quando eravamo piccoli nei quartieri, in modo semplice, magari con poca attrezzatura, la corsa con i sacchi, il gioco della bandierina col fazzoletto, per stare assieme, aggregarci e divertirci. Credo proprio che in questa fase storica che stiamo attraversando, con tutto quello che è successo, promuovere questa manifestazione, stare qui oggi assieme a tutti questi bambini che nonostante una giornata di calcio sono presenti perché hanno la voglia di divertirsi e stare assieme, diventa un successo proprio dell'organizzazione della manifestazione e anche di loro che sono i protagonisti. Io voglio ringraziare tutti i partecipanti, chi sta dietro loro, perché gli organizzatori, i genitori possibilmente non fanno altro di più impegnativo anche di rilassamento per il periodo estivo e si dedicano a seguire quelle che sono le passioni e i divertimenti dei propri figli. Oggi c'è un gran caldo, oggi siamo qui al Villaggio Peruzzo, sono contento che la manifestazione è stata attenzionata dagli interlocutori ai quali ci siamo rivolti. L'amministrazione comunale con al capo il sindaco di Agrigento, l'assessore allo sport e al turismo Costantino Ciulla, la sensibilità anche della regione siciliana, questo perché si è capito che la manifestazione va al di là di un semplice momento di torneo di calcetto. La manifestazione è promozione sana dello sport. Io come ASC, ente di promozione sportiva, sono anche responsabile di un progetto che si chiama Sport e Valori, dove cerchiamo noi di promuovere ed evidenziare quelli che sono i valori sani promossi dallo sport, e tra questo noi siamo pienamente convinti e sosteniamo l'importanza dello sport quale strumento che affianca i ragazzi nella loro crescita e nella loro formazione e contribuisce in modo importante a formare sia il carattere che la personalità, senza togliere
togliere che una mentalità sportiva, la pratica sportiva permette, praticata con i giusti criteri e le giuste attenzioni, permette di stare, come dire, in un corpo sano con una mente sana, ed è un grosso contributo al sistema sanitario nazionale, perché significa anche tutela di uno stile di vita sano e della salute. Anche il Palatron è presente al Villaggio Peruzzo di Agrigento all'evento Vivi Sport. Sì, abbiamo accettato con immenso piacere l'invito fatto dagli organizzatori, visto che saranno in campo ragazzini che adesso si affacciano allo sport praticato. Noi leggeremo la carta etica, sulla quale sono riportata la carta dei diritti dei ragazzi a fare sport e la carta dei doveri dei genitori a far fare sport in maniera serena e tranquilla ai loro figli, senza ingerenze e senza niente. Credo che questa sia la migliore occasione per poter divulgare queste nostre carte che sono alla base del nostro movimento. Assessore, entra nel vivo l'evento estivo Vivi Sport, un evento non solo sportivo ma anche ludico-ricreativo che coinvolge tantissimi bambini dei vari quartieri della città. Sì, oggi prende vita, finalmente inizia la prima giornata del torneo Vivi Sport d'estate ad Agrigento, che abbiamo pensato quest'anno di inserire all'interno delle manifestazioni di Destinazione Agrigento, quindi il programma delle iniziative estive che sta vedendo la città interamente coinvolta in questi eventi, in questi spettacoli che stanno coinvolgendo veramente tutta la cittadinanza, e siamo molto fieri ed orgogliosi di questo obiettivo raggiunto, e soprattutto anche per i turisti che si trovano in città hanno modo di apprezzare ogni sera, ogni giorno tantissimi eventi, tantissime iniziative che ancora si protrarranno fino alla metà di settembre e ancora andremo oltre. Oggi prende vita, come dicevamo, il torneo, vediamo questi ragazzi che si stanno divertendo, quindi obiettivo raggiunto, obiettivo centrato, con gli amici di Euroform che stanno facendo i giochi di una volta, quindi i ragazzi si stanno divertendo in lungo e largo. Appuntamento alle prossime serate, alle prossime serie del torneo, che sarà lungo e finirà verso i primi giorni di settembre, quindi siamo felici veramente di questi ragazzi, vederli così divertirsi è una grande gioia. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. L'Akragas Calcio, prossima al campionato d'eccellenza, ancora al lavoro nel mercato. La società del presidente Giuseppe Deni ha ingaggiato il difensore Alessio Mannina, 22 anni, originario di Agrigento. La scorsa stagione a Lavello, formazione lucana di Serie D. Mannina è un terzino sinistro che può ricoprire diversi ruoli della difesa e dell'esterno di centrocampo. Rapidità, tecnica e senso della posizione sono le sue principali caratteristiche. Alessio Mannina è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Akragas fino a indossare con successo la maglia della prima squadra nella stagione 2019-2020, poi il passaggio al Siracusa e successivamente al Licata in Serie D con ottimi risultati. Adesso per il difensore agrigentino il ritorno a casa con la maglia del gigante. Mannina è a disposizione di mister Nicolò Terranova, che ha già disputato un paio di allenamenti congiunti con l'Akragas, confermando tutto il suo valore. L'Akragas si presenta ai tifosi, ci sarà una grande festa giovedì 25 agosto alla Baia del Caos, è tempo di presentazione ai tifosi alla stampa per la nuova Akragas in vista dell'esordio ufficiale nella nuova stagione con la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di eccellenza contro la Pro Favara, in programma domenica 28 agosto allo Stadio Esseneto di Agrigento. La società del presidente Deni rende noto che giovedì 25 agosto alle 19:30 al lido balneare La Baia del Caos, presso il lungomare Pirandello di Porto Empedocle, in occasione di una pericena con buffet, sarà presentata ufficialmente la squadra biancazzurra e per l'occasione saranno presenti i massimi dirigenti acragantini. Intanto, sempre nell'Akragas, un altro gradito ritorno nella società comunica l'ingaggio del forte difensore Alessio Mannina, classe 2000, originario di Agrigento. La scorsa stagione a Lavello, formazione lucana di Serie D. Mannina è un terzino sinistro che può ricoprire diversi ruoli della difesa e dell'esterno di centrocampo. Rapidità, tecnica
e senso della posizione sono le sue principali caratteristiche. Alessio Mannina è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Akragas fino a indossare con successo la maglia della prima squadra nella stagione 2019-2020, quindi il passaggio a Siracusa, successivamente al Licata in Serie D con ottimi risultati. Adesso per il difensore agrigentino il ritorno a casa con la maglia del gigante. Mannina è a disposizione di mister Nicolò Terranova e ha già disputato un paio di allenamenti congiunti con l'Akragas, confermando tutto il suo valore. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.